ma che poi bisogna anche capire se questo è veramente abbandonato o se sono proprio i loro arredamenti, no? Ma cioè è grande, ok, se lasciare andare una roba così, per carità, ti ispira quell'alluminio amianto che metà fa basta. Guarda, c'è anche una luce accesa dentro, vedi? Cioè, non si vede, la vedo io. Giovanni, c'è una luce dentro, c'è una luce dentro. E che bello la penisola là. Carino. Quello era bello, guarda, quell'altro. Che cazzo c'è qua? Cuschele, un altro pontiletto, barchette. Ti noleggiano anche quella specie di elicottero là, ti portano in giro. Ma non è che è la nuova moda delle puntine del mondo, è che tutti questi edifici abbandonati ti fanno venire voglia di andarci dentro. Io oggi voglia di scavalcare non ne ho, quindi vediamo di trovare un buco, come al solito, che le puntine del mondo è un canale che trova i buchi e ci infiliamo dentro. Poi è chiuso, tutto chiuso. Ecco qua, ti avevo detto, le puntine del mondo è un canale che ti trova i buchi. Op, spegni qua. Permesso. Oblè. Ah, permesso. Porca miseria. Vieni. Wow. Bello quei rumori dei corni in sottofondo. Ma qua sì, secondo me puoi trovare drogati, gente strana. Guarda che bello però vedere l'alberello in fiore in mezzo a tutto sto deturpamento, molto bello. Vai là. Adesso è tutto, stai attenti con i vetri. Allora io quella porta non la toccherei, che è lì in mezzo a cadente. Entriamo di qua, che qua ce n'è una sana aperta. Vabbè, io entro di qua. Wow, sono qua. Che storia. Ah, cazzo. Eh sì, servono cassetti. Buah. Che robe. Usa i morti, piume. Che troia. Non lo so. Cazzo c'è un motore di qualcosa. Una vecchia cartolina? Portatela come souvenir. Guarda in ascensore. Chissà se funziona. Guarda, io starei attento a sti vetri qua in alto che non si caschino. Andiamo su. Andiamo su. C'è qualcuno? Ma taci, No, facci sto cazzo, che se c'è qualcuno almeno lo sa. se c'è qualcuno lo prendiamo di sorpresa se deve fare qualcosa, no? Beh dai, mi sembra abbastanza robusto. Sì, non è come la casa che abbiamo visitato. Cioè, ma non deve stato tutto bruciato. Questi rumori? No, è il vento. Che testa di cazzo. È vero, guarda le stanze. Io non capisco perché passano al devasto la gente. Sai che gli piace devastare, cazzo vuoi che ti dica? Perché devi devastare? Loro devastare tutto. Sei? Sento dei rumori però. Sì. No, sono i vetri là che fanno rumore. No, via, beh, lontani dai vetri che sono qua, che stanno tremolando, che ci cadono. Che cazzo sei? C'è pure una smercata di cesso. Ah, buono. C'è il frigorifero, lui. Eh? C'è il frigorifero. Buono che c'è il frigorifero. Che cazzo ce ne facciamo del frigorifero? Per il camper? Sì. No, a me servirebbe la porta. Cazzo, senti quanti rumori, tutti gli scricchioli del vento che muovono le porte e i cosi. Ma è grandino però, questo è tanti piani. Che... Sì, disaster in ogni stanza proprio. E qua probabilmente ci abita anche qualcuno. Il suo asciugamani. Qualcuno ci viene a scopare sicuro. Madonna. Senti il pavimento un po'. Aspetta. Oh.
Cosa? Ah, vai, ma... Cosa c'è? Cosa c'è? Una stanza? Ma vai, cazzo vuoi portargli la gomma a piuma? Sarà strapisciata, strapiena di robe da drogati, da tossici. Perché qua il pavimento non mi ispira molto, lo sento fluttuante. È un disegno strano. Cos'è che c'è? Ah, fantastico! I disegni che fa la gente in trip. Buono. Beh, tanti piani, io direi troviamo l'uscita. Senti i rumori. Adesso. Oh, che pegheio. Ma sì, va che qua. C'è qualcosa di strano comunque. Tipo? Cioè, tipo i mobili qua così. Perché togli anche questi mobili qua? Ma non so, non ho giocato a qualche battaglia. Probabile, no? Questo è per battere il rame. C'è un documento. Buono un documento. O nell'eredità. Piglia su tutto. C'è un ambiente un po' malsano, cazzo, è pieno di piume, di uccelli. Disastro. Che bella! Cosa? Anch'io voglio. Le scarpe. Ma cosa? Che bella Giovanni, porca troia. Che è così. Come ci dormiva qualcuno? De gustibus. Sì, ci sono i preservativi, ma come cazzo fai a venire a trombare su sto Tigurio? Cioè io capisco la vista all'agola, però porca puttana. Andiamo su. Cioè è bello solo venire a far... non so, boh, a giocare a nascondino, ma cazzo vuoi che ti dica? Porca troia. Ragazzi, io sono venuto al piano terra, Giovanni è di sopra che fa malanni. Lui deve trovare le cose, ma cosa vuoi trovare? Se c'era roba da ciulare, l'hanno già ciulata qua, no? Scric. Qua cos'è? Le cucine? Andiamo a vedere. Sì, deve essere messo tipo le cucine. Sti rumori deve essere Giovanni di sopra che sposta mobili. Giovanni è uno di quelli che approfondisce molto, cioè lui trova qualcosa di interessante e ci sta ore. Cioè, per me adesso abbiamo visitato, abbiamo fatto senti su e giù, boh, basta, andiamo via, ragazzi. Beh, io direi basta per adesso con case e alberghi abbandonati, perché qua c'è talmente tanta roba abbandonata che ha creato una sorta di inflazione, no? Hai capito? Adesso vado a casa, sarebbe il mio camperino. E forse monto dei video, non lo so, vediamo, perché tanto domani mattina partiamo, quindi anche se mi vedono trafficare col computer ci sono io dentro, cioè i giri li abbiamo fatti e quindi non lasciamo più il camper lì da solo, no? Perché ovviamente nello zaino qua ho il Surface e tutte le mie robette, come sempre, no? Chiaro? Domani mattina partiamo, vediamo dove ci si ferma, se no si va a fare la prima sosta in Serbia. Però vedi, devo ringraziare Giovanni, perché oggi ero tipo un po' smonato, svogliato, e lui mi ha detto dai che entriamo, dai che facciamo, e alla fine vedi mi sono divertito. Ciao Fufo! Ah, c'ho il Fufi! Ah no, non arriva più di corsa. Mordi Giovanni, mangialo! Ciao! Sostanzialmente ho dato sfogo a tutti i miei pregiudizi, no? Perché la tipica immagine che abbiamo noi del delinquente, no? Di due tipi, no? Con la faccia un po' così dell'est, no? Sul Mercedes 190D, magari blu, hai capito? O piuttosto la Golf vecchia, color rosso bordeaux, cioè quei tipi di macchine, quei colori che solo loro hanno. E qua invece no, è la gente normale, cioè sono tutti così, hai capito?